E finalmente abbiamo approvato il progetto definitivo e quindi contiamo entro la fine dell'anno, ovvero con l'inizio del nuovo anno, di avere tutto operativo. In arrivo 160 nuove telecamere che saranno distribuite tra il centro storico e la terraferma veneziana per un totale di 326. Questo andrà diciamo, a sposarsi con quella che è già in fase di realizzazione della nuova Smart Control Room, che provvederà alla gestione intera non solo delle telecamere di videosorveglianza ma anche la gestione delle emergenze del 118, del 117 che si sono aggiunti già al 113 e 112. Il progetto, che prevede anche il collegamento in fibra di tutti gli impianti, coprirà inizialmente l'area marciana e sarà completato entro la fine di luglio. Lido, Ponte della Libertà, Tronchetto, Piazzale Roma e Fondamenta 9 vedranno installate le nuove telecamere entro la fine di gennaio 2020. Uguali tempi per l'estensione della videosorveglianza lungo le principali arterie di traffico della terraferma, come via Terraglio, Miranese, Castellana e via Circonvallazione. A seguire Murano Giudecca e Tessera, zona aeroporto. Le immagini video in altissima risoluzione saranno condivise in tempo reale tra la centrale della Polizia Locale, la Smart Control Room, le sale operative della Guardia di Finanza, del 118 di Polizia e Carabinieri. Possiamo dire alla cittadinanza che siamo riusciti a portare a termine la promessa tanto mantenuta. Sono aumentati i controlli, la dice lunga anche con il nuovo regolamento di polizia, dove abbiamo già applicato 12 DASPO, dove insomma stiamo cercando di stringere sempre di più le maglie proprio per non consentire che nulla si verifichi e si sia il più possibile presente a fronte di vari illeciti e reati.